poco più di 1900 casi e per noi ormai abituati a migliaia di casi, diciamo che questo fine settimana in via teorica ha avuto pochi casi. La ospedalizzazione è sicuramente in calo e comunque contenuta, perché siamo 57 persone in terapia intensiva e 716 nell'area non medica. Abbiamo parametri bassi, sicuramente non di preoccupazione, in questa fase non c'è una ripresa. Siamo convinti che alla luce dei contagi che abbiamo avuto in questa ultima settimana, se vi sarà un incremento anche lieve dell'ospedalizzazione, dovremmo attendere almeno almeno una settimana, quindi una settimana 10 giorni per vedere l'impatto sull'ospedale. E si sta dicendo oltre il 30% appunto da Omicron bis, soprattutto donne e ragazzi. Ma si sa, questi sono tutti i dati che noi puntualmente, ogni volta che c'è la variante, la sottovariante e si parla di Covid, ci sono sempre dati molto interessanti. La verità, guardi, io ho solo un parametro ed è quello che utilizziamo, guardare gli ospedali. Consideri che di 1.400.000 pazienti positivi ufficialmente con i 29 milioni di tamponi, solo 30.000 hanno avuto accesso all'ospedale, per cui la stragrande maggioranza si è curata, o la quasi totalità si è curata a casa. Con questa Omicron diciamo che il tema del raffreddore è il tema più diffuso, invece la vera preoccupazione sono i fragili. E il futuro non è quello di pensare a restrizioni, a pensare ancora a attività che avevamo in un momento nel quale conoscevamo poco il virus, ma è quello di mettere in sicurezza i fragili.